Di 27 paesi europei ce n'è solo uno in cui è immaginabile che si candidino alle elezioni europee persone che chiedono la preferenza, a cominciare dal Presidente del Consiglio, qualche ministro e diversi leader dell'opposizione, purtroppo. Chiedono la preferenza, chiedono di dare il voto per poi dimettersi il giorno dopo le elezioni perché si è incompatibili per legge. Ieri il Presidente del Consiglio ha detto che mi sono dileguato. Allora io a lui voglio rispondere. Io, Berlusconi, lo voglio sfidare sulla serietà. Non mi interessa sfidarlo sull'imbroglio. Non lo sfiderò mai sull'imbroglio. Non è quello il nostro terreno. Ma guardi, io ho girato l'Italia nei treni, nei mercati, nelle strade, nei negozi. Ho parlato con le persone e ho trovato un'Italia straordinaria. Ho trovato che sono ancora vivi quei valori positivi che ci hanno trasmesso i genitori e che noi dobbiamo tramandare ai nostri figli, persone che si aiutano, che affrontano la crisi non gli uni contro gli altri, ma con dei meccanismi di solidarietà, delle comunità locali molto forti, in cui ci sono dei meccanismi di sostegno spontaneo, ed è un'Italia profondamente diversa da quella basata sull'egoismo, sul successo personale, sulla ricchezza facile a ogni costo che viene continuamente buttata nelle nostre case dalla televisione. Quando un Presidente del Consiglio grida un complotto ogni volta che gli capita una cosa sgradevole, che sia un attacco della stampa internazionale, una vicenda della magistratura, c'è sempre un pericoloso complotto dietro. Quando mostra fastidio nei confronti del Parlamento, dei magistrati, grumi eversivi ha detto, quando attacca la stampa che fa il proprio mestiere, allora ci sono segnali preoccupanti che devono far dire a tutti gli italiani che è meglio non svegliarsi l'8 di giugno in un paese con un padrone assoluto e il Partito Democratico è l'argine a quello strapotere. Io credo che invece agli italiani dobbiamo dire una cosa. Io capisco che ci possono essere motivi di delusione, di distacco dalla politica. Capisco anche nel nostro campo può esserci la voglia di una fuga, ma la qualità della nostra democrazia è troppo importante per scegliere adesso la via dell'astensione o del non voto. Vorrei dirlo in modo molto preciso. Chi oggi sceglie la strada dell'astensione e del non voto, di fatto è come se votasse per Berlusconi e per la destra, è come se scegliesse di rafforzarli non andando a fare il proprio dovere. Si può vincere non proponendo soltanto correttivi alle politiche della destra, ma mettendo in campo una gerarchia di valori completamente nuova.